aumentano le tasse, ce l'ha detto la CGIA di Mestre. Quindi anche dal Veneto ci viene detto che aumentano le tasse, ma non solo quelle, perché aumentano le tasse per le imprese, non solo quelle finanziarie, quindi banche e assicurazioni, che poi si rifaranno sui cittadini naturalmente, ma aumentano le tasse anche per le imprese non finanziarie per circa 4 miliardi di euro, 3 miliardi e 900 milioni. Ma non solo, è stato tolto il vincolo alle amministrazioni locali per aumentare le tasse e quindi aumentano, ci dice la CGIA di Mestre, aumenteranno anche i tributi locali, un vero salasso. È una bocciatura senza appello alla manovra economica del governo, quella che arriva dal parlamentare padovano di Forza Italia Marco Marin, secondo il quale l'alleanza della Lega col Movimento 5 Stelle sta facendo segnare ritardi anche nel percorso di autonomia del Veneto. Non è stato detto niente sull'autonomia, neanche da questo Consiglio dei Ministri. È stata procrastinata una scelta, il contratto fra Stato e Regione Veneto, fra Stato e Regioni non si vede, non si conosce, quindi sono state fatte anche in questo caso tante parole e zero fatti. Io non sono uno di quelli che fa gli appelli a una parte perché molli l'altra. La Lega e il Movimento 5 Stelle sono al governo, si assumono la responsabilità di tutto quello che fanno. Io credo che questo governo molto presto crollerà, ma crollerà perché crollerà la fiducia degli italiani nei confronti del governo Movimento 5 Stelle e Lega.